internazionale, a livello internazionale più importante che noi abbiamo in Italia, e ha coordinato le ricerche, gli studi, i lavori e anche i progetti di formazione più importanti, sono ridotti anche per il Ministero. Io sono un lavoro aggravato perché nonostante tutti gli impegni è chiaro il team per le bontà di venire a Udine e di occuparsi del CLIL in lingue furlane. Quindi io le ringrazio davvero di cuore, non spingo altre speraule e vi dico buon lavoro. Grazie molto Rosalba. Ringrazio moltissimo Rosalba e il professor Vicario e l'Ufficio Scolastico Regionale nel nome dell'ispettrice Florianci per l'invito di essere qui con voi. Siete numerosissimi, non mi aspettavo così tante persone ed è una bellissima cosa tutto questo interesse per il friulano. Purtroppo non parlo friulano, non avevo sentito così tanto friulano come adesso quando tu hai parlato friulano. Capivo, ma certamente è un'altra cosa parlarlo, assolutamente. L'unica cosa che so è mammi. Questo la so, l'ho imparato da Ada, che è la mia dottoranda che viene da Medulo, quindi è una nostra dottoranda friulana. Allora, mi è stato chiesto appunto di sviluppare un discorso di CLIL e friulano e nello specifico parlare della pianificazione, quindi ossia come uno si prepara per eventualmente lanciare un percorso CLIL nella propria scuola, che sia scuola primaria, scuola anche dell'infanzia, scuola media, scuola superiore. Ho alcuni esempi che non riguardano il friulano, perché effettivamente il friulano, come dire, per quanto abbiamo avuto degli esempi per la scuola secondaria e anche per la scuola dell'infanzia, è comunque, voglio dire, molto meno noto rispetto alle esperienze che sono stati fatti per la lingua inglese, per esempio, per un'altra lingua straniera. Tuttavia, come mi sembra di aver capito che ha detto Rosalba, i principi sono trasversali e quindi le esemplificazioni oppure le difficoltà o le perplessità o le meraviglie espresse da un docente per quanto riguarda il CLIL in lingua inglese è pur sempre una lingua non nativa per gli studenti. Tuttavia riconosco che la situazione per il friulano ha delle caratteristiche diverse rispetto al CLIL se paragonate a una situazione di CLIL lingua straniera. Quindi cercherò di portarvi piano piano attraverso una serie di considerazioni. Cerco di farvi capire delle specificità. Cercherò di farvi capire cosa bisogna fare per iniziare. Che poi uno non riesce ad iniziare subito è un'altra cosa. Questi materiali verranno dati alla Rosalba, che verranno messi online, vi darò anche degli articoli più, come dire, discorsivi su questo aspetto e quindi piano piano uno acquisisce gli strumenti e anche la fiducia, la autofiducia nel seguire un piccolo percorso, considerando appunto che è tutto nuovo. Per ora si chiama CLIL, perché mi è stato chiamato di fare un discorso CLIL. Quindi la prima cosa che vorrei fare con voi è insomma cercare di farvi capire cosa significa esattamente questa parola, che vi devo dire entra nel lessico nostro e della scuola, diciamo, negli anni 90, stiamo parlando di 20 anni fa, questo acronimo che è una parola, non è una parola, sono più parole, entra nel lessico della scuola e del ministero. Ha una serie di implicazioni quando la si usa, quindi se la si vuole usare uno è un po' legato a quello che l'acronimo promette, quindi vediamo cos'è che promette questo acronimo. Intanto CLIL è un acronimo che rimanda a 4 parole inglesi: Content and Language Integrated Learning. Queste 4 parole sono fondamentali per il loro messaggio. Questo messaggio, questa espressione dice che il contenuto disciplinare e la lingua verranno apprese
integrata, l'uno attraverso l'altro. E allora se uno appiccica questa etichetta sul proprio percorso, effettivamente sta dicendo che il contenuto verrà appreso attraverso la lingua e che la lingua verrà appresa attraverso il contenuto. E lì ci sono tutta una serie di conseguenze per il lavoro dell'insegnante, perché è chiamata a garantire due cose in maniera, come dire, esplicita, non solamente garantire l'apprendimento del contenuto, qualsiasi cosa sia, ma anche l'apprendimento della lingua. E a pensarci bene, il motivo per cui questo acronimo è nato perché c'era bisogno che si prendesse cura della lingua utilizzata come lingua veicolare. Nasce per le situazioni di lingua straniera veicolare, il PIL, non per situazioni di lingua veicolare seconda, ma lingua straniera veicolare straniera, lingua straniera veicolare, che effettivamente, essendo una lingua straniera, è più debole, è più difficile portare avanti una lingua straniera. E allora se uno Stato, una regione sceglieva o contemplava l'introduzione di moduli nel proprio sistema scolastico, moduli CLIL di lingua straniera, allora chiaramente volevano che ci fosse un'attenzione al sviluppo della lingua straniera, altrimenti non farlo, altrimenti perché farlo? Perché là si fa per la lingua. L'uso veicolare di una lingua non ufficiale, di una lingua che non è quella nazionale dello Stato, un motivo c'è. E il motivo di solito è per la tutela della lingua altra che si sceglie di utilizzare come lingua veicolare. Quindi ci sono tutta una serie di conseguenze, di implicazioni, ma è tutta a garanzia della qualità dell'apprendimento, questo acronimo CLIL, tutta garanzia dell'apprendimento. Quindi quando si attua CLIL si sta attuando veramente un insegnamento di qualità, perché si sta pensando agli esiti di apprendimento in primo luogo. È una forma di educazione linguistica plurilingue, perché si vuole, come dire, accomodare più lingue veicolari, con l'intenzione di garantire la qualità nell'apprendimento di queste lingue, di queste diverse lingue. Un altro acronimo che è stato utilizzato è stato questo acronimo qui, LAC. LAC vuol dire Language Across the Curriculum. E in pratica questo concetto ci dice che la responsabilità dello sviluppo linguistico nei discenti non può essere unicamente sulle spalle dell'insegnante di lettere. Qui si sta parlando della situazione della lingua nazionale come lingua veicolare. Non può essere, anche perché rapporti nazionali indicano che la competenza raggiunta nella lingua nazionale del paese rimane al di sotto di quello che dovrebbe essere. Quindi non lasciamo in mano la responsabilità dello sviluppo delle competenze linguistiche nella lingua nazionale, lingua veicolare principale nel docente di lettere, ma spalmiamola su tutto il curriculum scolastico. Tutti sono responsabili dello sviluppo della competenza linguistica nei discenti, tutti. Poi nel mondo anglosassone appare MLAC, ossia Modern Languages Across the Curriculum, ossia non parliamo solamente della lingua nazionale come lingua veicolare, ma ci sono adesso esempi con diverse strutture di uso di lingue straniere, lingue moderne, altre come lingue veicolari. Quindi Modern Languages Across the Curriculum. Chi insegna una materia non linguistica in una lingua altra è responsabile anche dello sviluppo della lingua straniera utilizzata come lingua veicolare. Quindi anche il MLAC coglie l'essenziale dell'acronimo CLIL. Qui ho aggiunto
Boden anche riferimento a minority language, la lingua minoritaria, quale è per esempio il friulano, è una lingua regionale, così come il catalano e il gallese. In queste regioni e in questi altri paesi europei ci sono percorsi veicolari nella lingua regionale per la promozione della lingua regionale stessa. Andiamo un po' a monte del motivo, ho un po' accennato a questo già, il motivo per il CLIL è stato, come dire, promosso e sostenuto dagli istituzioni europee, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa, perché fa parte della loro politica per una Europa multilingue. Quindi attraverso il CLIL si dovrebbe poter tenere vivo e promuovere un'Europa multilingue che non sia un'Europa dominata dalla lingua inglese, che è un rischio per la Commissione europea e il Consiglio d'Europa. Per loro CLIL riguarda non solo l'inglese, ma il francese, il tedesco, lo spagnolo e perché no? Anche le lingue regionali, il catalano, il gallese e il friulano. Ha lo status di lingua. È una delle lingue alloglotte dell'Italia, è una lingua che fa parte della panoramica europea e quindi può contribuire anch'essa allo sviluppo del plurilinguismo nel discente. Il discente ha un repertorio di più lingue ed è in grado di gestire queste lingue facendo leva sull'uno per poter utilizzare e apprendere l'altro. A monte c'è anche la convenzione, immagino che sia la convenzione anche dell'Italia, che promuovere il CLIL nelle scuole contribuisce ad aumentare il livello di competenza in quella lingua. Altrimenti perché lo fanno? Ci deve essere questa convinzione che c'è qualche ricaduta positiva sulla competenza linguistica di quella lingua utilizzata come lingua straniera, come lingua veicolare. Quindi possiamo sperare la stessa cosa anche per il friulano. Ma, come ho detto, la Commissione europea non vuole una Europa monolingue con solo inglese come lingua straniera, vogliono la tutela della ricchezza linguistica europea e le diverse lingue sul suolo italiano, c'è il friulano ma ci sono anche tante altre lingue, vanno tutelate anche quelle. Il progetto Local Lingue, che avevo l'onore di far parte, questo non era grammaticalmente corretto, capito? Vabbè, avevo l'onore di far parte di questo progetto, riguardava la tutela delle singole lingue minoritarie in Italia. Ho scoperto tantissime cose, ho scoperto che c'è il friulano, ho scoperto che c'è il greco, il grecano, l'ardèche, il provenzale, poi l'occitano. E insomma l'Italia è stato chiamato una mini Europa per tutte le lingue che ci sono sul suo suolo. Non tutte sono tutelate, ma lo è anche secondo la legge italiana la lingua friulana. Quindi ci sono benefici per le lingue regionali e voi siete qui oggi per la lingua friulana. Che ricadute ci può essere promuovendo, con l'aiuto della scuola eccetera, promuovendo percorsi CLIL per la lingua friulana? Allora, la lingua friulana esce fuori da una contestualizzazione familiare, no? Di rapporti sociali, familiari soprattutto, non solo, ad acquisire un registro accademico, perché diventa una lingua di istruzione e quindi acquisisce il prestigio di una lingua di istruzione. E quindi, diventando una lingua di istruzione, la lingua, aumenta gli usi funzionali di quella lingua. La si usa per molte cose, per molte funzioni che nella famiglia, nella comunicazione fra i familiari, fra gli amici, non ci sono molto, ma molto più limitati. E quindi questa ampiezza maggiore
pensate al lessico che va utilizzato, che va trovato, che gli studenti acquisiscono, che non rimangono lettera morta su un dizionario, ma vengono vitalizzati, vengono vissuti nella comunicazione. C'è la promozione della lingua scritta, che anche quello contribuisce alla dignità della lingua friulana come lingua a tutti gli effetti, quindi non solamente la dimensione orale che caratterizza la comunicazione in famiglia, ma quando si parla di una lingua di istruzione, quando uno apprende attraverso una lingua, uno scrive, uno legge, e questo è molto importante per la vitalità e la salvaguardia di una lingua minoritaria. E poi ho aggiunto un'altra cosa che mi sembra che sia, come dire, altre due cose che mi sembra che siano importanti. Tutte queste sono note a sostegno dei vostri sforzi di fare percorsi in lingua friulana. Insomma, voglio cercare di farvi capire che vale la pena per la lingua friulana ed è in linea con quello, con la filosofia delle istituzioni europee. Allora, riduzione della discrepanza di trattamento tra l'italiano e il friulano, no? Voglio dire, c'è una tendenza di riconoscere come lingua veicolare alternativa le lingue grosse europee, tipo l'inglese, il francese, eccetera, perché hanno un respiro internazionale, ma una riluttanza a riconoscere un tale ruolo alle lingue minoritarie. Però, e qui c'è una discrepanza. È vero che c'è la lingua veicolare principale, però è anche vero che se ne vogliamo tutelare la ricchezza linguistica dell'Italia e quindi anche dell'Europa, un modo per tenere vivo e aggiornato la lingua è di utilizzarlo come lingua di istruzione, perché non solamente è un codice che veicola contenuti, ma gli studenti imparano questa lingua, quindi acquisisce tutta un'altra vita rispetto a quello che rischia di rimanere se non si fa questo sforzo di rivitalizzazione della lingua minoritaria, che mi sembra abbastanza vitale, però no? Si parla la lingua friulana. E poi, per ultimo, penso che sia ovvio che con l'estensione della lingua friulana anche a persone che in famiglia non parlano il friulano, si rafforza l'identità linguistico-culturale del luogo, quindi si può aspettare solamente bene da percorsi progettuali di questo tipo, fermo restando che, come vuole la legge, la lingua principale veicolare sia l'italiano, anche nelle regioni a statuto speciale. Allora, il friulano nella scuola, io ho conoscenza di queste, magari ce ne sono altre, ma come ho detto prima ho avuto il privilegio di far parte. C'è stato il progetto Local Lingue e alcune delle persone che facevano parte di questo progetto sono qui in sala e ci siamo divertiti un mondo, non so quanto, veramente un mondo con queste persone. Poi per la scuola secondaria negli anni precedenti ho incontrato un piccolo gruppo di cui il signore lì con la fotocamera era un rappresentante matematica in friulano per la scuola secondaria. Un gruppo piccolo, mi aspettavo di trovare un gruppo piccolo anche oggi, invece bisogna avere i binocoli per vedere in fondo. Allora, questo era il progetto CLIL plurilingue friulano, tedesco e inglese, quindi un CLIL multilingue, un'ispirazione molto interessante nella scuola secondaria di secondo grado. E poi c'è questo progetto oggi che parte, la Lavagne plurilingue. Lavagne plurilingue. Non c'è la L finale? Sì. Oh, però si allunga. Bisogna allungare, sottigliezze, finezze, però farò l'occhio.